Eccolo l'interno dello stabile che la polizia ha sgomberato in via Fra Paolo Sarpi a Padova, occupato abusivamente da 8 sbandati. All'interno sono stati trovati 7 cittadini stranieri, di cui 6 irregolari sul territorio, e un italiano. I poliziotti hanno controllato l'edificio in zona stazione dove nei giorni scorsi era stato notato che le travi che chiudevano le porte erano state danneggiate. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la porta forzata e una volta entrati all'interno della palazzina, composta da 3 piani, hanno riscontrato l'occupazione abusiva, accertando la presenza di numerosi giacigli di fortuna e di 8 persone che vi si erano stabilite. Lo stato dei luoghi confermava come vi fosse la presenza di bivacco già da tempo e sicuramente da parte di più soggetti, il tutto in condizioni proibitive per gli stessi occupanti. Infatti, oltre ai giacigli, gli agenti hanno trovato indumenti gettati ovunque, avanzi di cibo, effetti personali vari, bottiglie vuote, escrementi e spazzatura di ogni tipo, che facevano apparire il luogo oramai assimilabile a una vera e propria discarica, con condizioni igienico-sanitarie inesistenti. Gli 8 sono stati denunciati per occupazione abusiva e 2 dei 7 stranieri sono stati portati al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo.